Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti dal Cumendone veneziano. Allora ragazzi, il Cumendone è sbarcato su PlayStation 4 ragazzi, perché ho visto che rispetto all'Xbox secondo me quest'anno ha una marcia in più, nel senso, se magari nella passata generazione l'Xbox ha dimostrato soprattutto nella parte iniziale centrale della all gen di essere superiore, dopo chiaramente la Play si è rifatta con dei giochi strepitosi. Adesso ho visto però che la Play secondo me ha qualcosa in più, anche perché, esempio stupido, io guardo anche, essendo un collezionista di Blu-ray, solo il fatto dei Blu-ray ho potuto constatare una differenza, almeno io personalmente, che magari su Xbox certi Blu-ray possono andare a scatti, addirittura non me li fa vedere, comunque me la fa vedere con una qualità inferiore, invece su PlayStation mi va perfettamente, non ho nessun rallentamento, niente di niente. Dopo magari per carità sono io una pipa a non settare, però queste sono state le prime impressioni, anche i giochi, vedo per esempio, ho preso il bundle con Drive Club, e veramente devo dire che è un gioco bellissimo dal punto di vista grafico, non lo devo ancora giocare quindi non so se è bello anche dal punto di vista del gameplay. Comunque, a parte sti cazzate cumendiene, quello che voglio dire è che il mio account su PlayStation 4 è Kumenda V1988, quindi Kumenda con la C grande, V tutto in grande, sempre attaccato, 1988, quindi Kumenda V 1988 ragazzi, mi trovate, aggiungetemi pure in tanti, ho fatto anche un club su Drive Club che si chiama Dominatori, che ha voglia di giocare con me, ben volentieri, perché voglio provare questo gioco, mi sembra carino. Comunque non voglio fare la guerra delle console, alla fine sono belle tutte e due, l'ideale secondo me è averle tutte e due, però WWE lo comprerò per PS4. Raga, un saluto dal Comendone veneziano, ciao! Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano. Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, Kumenda veneziano, lo youtubers italiano.